meraviglioso, è uno spettacolo di pop art degno di Jeff Koons. L'idea che un monumento sia violato senza fare un danno è qualcosa che scandalizza solo sul piano moralistico, nel senso che la macchina è salita, questo cretino ha fatto questo numero, se ci fosse un danno potremmo dire deve pagare. Per il resto è semplicemente l'irruzione della volgarità, della stupidità, della modernità, della mancanza di rispetto della storia in un luogo sacro. Però questo in realtà fa parlare, come quella volta di quel deficiente di austriaco, che poveretto poi ho anche perdonato, che si è seduto sulle dita della Paolina Borghese pensando che fosse un divano, perché in effetti lei sta su una sorta di letto e lui si è seduto lì e ha rotto peraltro le dita già restaurate, quindi non originali. Però questa cosa che valeva 1.000 euro di restauro ha fatto il giro del mondo facendo parlare di Canova e facendo parlare anche dello scandalo giusto delle anime belle rispetto a questo gesto idiota. Siccome qui non abbiamo sostanzialmente nessun danno, a quello che io ho capito, perché ho guardato il video anch'io con attenzione, abbiamo solo l'esempio della stupidità umana, si giudica da sola e quindi si parla di Possagno, la gente si indigna e ama ancora di più quel monumento. Per cui va rovesciato il fatto, è la collisione fra la stupidità del nostro tempo e la grandezza di Canova, che però, non avendo danneggiato Canova, serve solo a far condannare l'imbecille che è salito con la sua macchina, che però ha messo insieme due cose che convivono. Come d'altra parte noi viviamo ogni giorno, passiamo in città piene di monumenti, abbiamo le automobili, però la contaminazione tra l'automobile, la modernità, la stupidità e il passato è quotidiana. Quindi se voi ci ragionate bene, tutto il mondo parla di questa cosa, si indigna e ama di più Canova. Per cui se non verrà fuori che c'è un danno che potremmo chiedere a questi cretini, c'è probabilmente una multa, perché quella è una zona ovviamente in cui ci sarà un divieto di passaggio e poi non si può andare sulla scala. L'episodio, che è grave dal punto di vista del moralismo, è in realtà il segnale di una contraddizione tra due mondi, tra un mondo antico, grande, che è il mondo classico, e il mondo di una contemporaneità demente.